Quante volte ti sono state date delle etichette come fibromialgia o magari soffri di sindrome da fatica cronica o semplicemente magari emicrania cronica? Quante volte ti sono state date quindi queste nomenclature ma non ti sono state spiegate all'interno gli effetti che ci sono fisiologici dentro il tuo corpo, quindi non sai se veramente il problema è nella tua mente o nel tuo corpo o magari tutti e due e non sai quindi qual è la soluzione definitiva a tutto questo che sta succedendo all'interno di te, e quindi questo ti fa andare in depressione, ti fa non vivere la vita che vuoi, torni a casa dopo lavoro, ti butti sul divano perché sei totalmente scarico di energie, non sai cosa mangiare, non sai se il cibo può influenzare nella ripresa di questa condizione che stai vivendo oggi, non riesci a muoverti perché la fatica e il dolore sono alle stelle. Non sai neanche poi a chi rivolgerti perché i medici ti hanno detto semplicemente che ci potresti convivere, ci dovrai convivere, prenditi questi farmaci, magari antidepressivi, vai a fare psicologia, ma non hai notato una grande ripresa dopo questi mesi, se non anni. Ecco, in questo video voglio spiegarti prima di tutto cosa avviene nel corpo quando soffri di queste patologie, queste problematiche che sono semplicemente delle etichette, fibromialgia o CFS, Chronic Fatigue Syndrome, qui ho messo EM, emicrania, quindi fatica cronica che va poi a instaurarsi per una problematica, come vediamo adesso, di metabolismo, di produzione di energia. Qua ti vado a spiegare veramente cosa avviene dentro il corpo in modo molto semplice. Io sono un fisioterapista e mi occupo di terapie che vanno a ribilanciare il sistema nervoso quando è andato in ipersensibilità, e quindi qua capirai che il tuo sistema nervoso è in ipersensibilità. Quali sono quindi le soluzioni? Quelle che uso io sono soluzioni olistiche, mente-corpo, con evidenze basate su evidenze scientifiche. Io e il mio team ci affidiamo appunto alla scienza, a quello che oggi le nuove ricerche ci dicono, le più aggiornate. E oggi voglio spiegarti appunto cosa avviene in queste condizioni per tranquillizzarti che la tua problematica sembra grave, cioè sembra grave perché hai tolto, diciamo, tutti i tuoi sogni dalla tua visione, perché hai problematiche acute, ma non sono gravi, cioè non devi tenertele tutta la vita. Ci sono delle speranze, ci sono dei trattamenti che, se fatti in modo olistico e con un team che ti segue passo dopo passo, puoi ritornare a stare bene, perché l'abbiamo visto in diversi casi e non saresti il primo a beneficiare di questi trattamenti. Bene, andiamo direttamente quindi al video di oggi. Parliamo di emicrania e di Chronic Fatigue Syndrome, ok? Queste due problematiche avvengono molte volte assieme, perché la parte che si va a infiammare è la parte dell'encefalo, la parte quindi della nostra corteccia frontale o prefrontale. L'infiammazione ovviamente è una delle problematiche principali. La stessa cosa nella fibromialgia, dolori diffusi. Qua ti vado a mettere qui dentro dei sintomi comuni sia alla fibromialgia che alla fatica cronica, mettendoli qui in mezzo, e andiamo a vedere poi i sintomi particolari comuni ad ognuno dei due, che sembrano magari molto differenti, però ci andiamo poi a collegare attraverso la problematica che c'è all'interno di tutte e due e capire quindi le soluzioni. Quindi la parte di fibromialgia, che è un qualcosa che se ne parla da tantissimo tempo, molte persone pensavano all'inizio che erano cose inventate, no? La fibromialgia è inventata dalla tua testa, non è assolutamente nulla nel corpo. In realtà c'è molto nel corpo e i sintomi appunto ne parlano, però non vengono spiegati bene da molti medici, purtroppo. Diciamo che la parte che accomuna tutti e due è questa. Nella parte centrale problematiche di sonno, mal di testa,
fatica e problematiche cognitive. Cognitive. Quindi questo va qua dentro. Le problematiche cognitive, parliamo di memoria a breve termine che non va a funzionare come vogliamo. Infatti molti dei miei pazienti si dimenticano le cose, si preoccupano di questa perdita di memoria perché si pensa che ci sia qualcosa in più, magari della demenzia, dell'Alzheimer. In realtà quello non c'è, ma fa parte della fibromialgia e fa parte anche della fatica cronica. Nella fibromialgia la prima parte, la cosa principale è che c'è un'ipersensibilità del dolore. E qua vediamo il perché c'è quella ipersensibilità del dolore. I sintomi invece della emicrania e fatica cronica, vabbè, nell'emicrania possiamo immaginarcelo, è dolori alla testa, cefalea, ma questa parte qua c'è scombussolamento, quindi senso di sbandamento, palpitazioni, problematiche digestione e sintomi da influenza. Quindi sintomi da influenza è fatica, non sentirsi quindi bene, nausea, queste cose qua. Cosa c'è all'interno di tutto questo? C'è una problematica, anzi due problematiche comuni che in base a questo studio scientifico, perché questo video te lo sto facendo in base a un ultimo studio scientifico del 2025 che ti metterò in descrizione, molto interessante, va molto nel dettaglio sulla biologia, ecco perché ho detto questa parte qui questo studio qui, questa review, bisogna farci un video perché le persone devono capire quali sono i meccanismi all'interno, e se non sei un biologo, non sei un ricercatore, magari è difficile, soprattutto se non sai l'inglese o non lo leggi, è difficile andare a capire queste cose. La disregolazione dell'energia, c'è una disregolazione energetica in tutte queste due problematiche e quindi date da il metabolismo dei lipidi. Metabolismo dei lipidi, parliamo di metabolismo dei grassi, quindi questa è una delle prime problematiche che andiamo a vedere magari tra qualche secondo cosa vuol dire. E poi l'altro è lo stress ossidativo. Qua se ne parla molto oggi di stress ossidativo. Cosa vuol dire? Semplicemente infiammazione. In questo caso di basso grado nel corpo, perché molte volte questa infiammazione a livello diciamo del sangue, di analisi del sangue, non viene percepito, ma perché si vanno a vedere infiammazioni di grande grado, di alto grado, quindi quando si hanno per esempio dei tumori o delle infezioni. In questo caso non ci sono né tumori né infezioni, ma c'è una infiammazione di basso grado. Quindi queste due problematiche sono quelle che avvengono in entrambi i casi, ok? Entrambi i casi. Quindi cosa succede però se andiamo più all'interno? Ok, andiamo più all'interno, quindi entriamo dentro la problematica. Qui ti ho parlato dei sintomi, ma le problematiche all'interno del corpo sono molto interessanti da capire. Quindi una delle cose che si è visto appunto è il metabolismo in questo caso dei lipidi, ma non solo. La parte principale di questo studio parla del metabolismo del triptofano. Il triptofano è un amminoacido
l'amminoacido che arriva appunto dalle proteine. Le proteine sono fatte da amminoacidi e uno di questi amminoacidi si chiama triptofano. Questo triptofano, ok, viene integrato, viene assimilato attraverso la dieta, la nutrizione, e questo cosa fa? Che va a creare dei neurotrasmettitori, anzi va a rilasciare neurotrasmettitori come melatonina e serotonina. Si è visto che nelle problematiche croniche questi due neurotrasmettitori non stanno funzionando come si deve, magari sono sovralimentati, sono sottoalimentati, non funzionano bene. Non vuol dire che devi avere tanta melatonina e tanta serotonina, a volte bisogna avere il giusto bilanciamento. Cosa fa la melatonina? Guarda caso, stabilisce il ciclo di veglia e sonno. Infatti noterai che il tuo sonno non è regolato. La serotonina si occupa di mood, che in italiano significa semplicemente umore. Umore, regolazione dell'umore, appetito e sonno. E anche dolore. Quindi se questa serotonina è troppo alta, abbiamo visto che nella fibromialgia aumenta la sensazione di dolore. Il mood e l'appetito anch'esse sono disregolate in queste due problematiche, e quindi cos'altro fa questo triptofano che non viene metabolizzato bene? La produzione di ATP, che non è altro che energia cellulare. L'energia cellulare viene fatta attraverso, nelle cellule del nostro corpo, tutte le cellule del nostro corpo, attraverso i mitocondri. Ecco, questi mitocondri, che sono, diciamo, centri energetici delle cellule, non vanno a funzionare bene, non stanno producendo energia, sono disregolati. Infatti c'è una produzione più bassa di ATP, più bassa di energia. È un po' come se pensa all'energia a una centrale elettrica dove non sta producendo, cioè non è nulla di rotto all'interno della centrale, ma non sta producendo energia. E questa ATP, questa energia, ovviamente modula anche il dolore. Quindi quando abbiamo una bassa produzione di ATP, una bassa produzione di energia, anche il dolore va a scombussolarsi, quindi c'è una sensazione, un'ipersensibilità al dolore. Questo è quello che è stato studiato da diversi anni, diversi studi. Un'altra cosa che succede con questo triptofano è il sistema immunitario. Il sistema immunitario viene disregolato, anche questo va giù. Infatti ti senti sempre giù, ti senti sempre in influenza, sempre che c'è sempre qualcosa che non va nel tuo corpo, perché queste T-cells, le cellule T, le killer, quelle che vanno a ammazzare i patogeni del corpo, non stanno funzionando bene o sono troppo occupate, cioè non stanno tenendo bada a tutte le risposte che stanno accadendo dentro il tuo corpo. Quindi qua parliamo di 3 processi neurotrasmettitori, melatonina e serotonina, quindi con tutta una problematica di sonno, veglia e energia. ATP, ovviamente c'è meno ATP, meno produzione energetica nelle cellule, date quindi da questo problematico metabolismo del triptofano, e il sistema immunitario va giù, T-cells, quindi queste cellule non stanno lavorando come si deve, o sono chiamate
troppe volte e non c'è possibilità di dargli il lavoro perché sono molto occupate. Le soluzioni quindi quali sono? Ora, queste sono soluzioni basiche che tu dirai ma lo sapevo già probabilmente, ma fare queste soluzioni insieme in un unico trattamento è molto inusuale. È molto inusuale perché non ci sono i centri che oggi ti supportano per fare tutto insieme, chi ti manda da un terapista, chi ti manda da un medico e non si parlano, ma oggi abbiamo capito qual è il problema e le soluzioni ci sono e queste sono soluzioni: attività fisica. Tu dirai ma io non riesco a muovermi perché sento fatica, perché sento dolore. Questa attività fisica è un'attività fisica graduale che ovviamente deve essere messa in questo modo, cioè dal 0 al 100, e passeranno dei mesi. A volte avrai degli alti e bassi perché ci saranno degli alti e bassi, ma fino a che questa problematica di ATP viene ribilanciata attraverso l'attività fisica. Abbiamo una marea di studi che ci dicono che l'attività fisica ribilancia il metabolismo e l'attività ovviamente dell'ATP. Dieta antinfiammatoria, quindi dieta. Tu dirai ma io non riesco a mangiare niente, ogni volta che mangio qualcosa mi fa indigestione. Ecco che questa dieta antinfiammatoria, per quello che io ho studiato, per quello che la scienza ci dice, ci sono, ovviamente abbiamo bisogno di molti più studi, ma sappiamo che la chetogenica o una low carb, quindi a basso contenuti di carboidrati raffinati, o chetogenica stiamo parlando di non carboidrati, semplicemente che arrivano forse solo dalla verdura e carne e pesce e molti grassi, ok? Grassi buoni, stiamo parlando di grassi buoni. Nei prossimi video farò una diretta, anzi un'intervista con un biologo nutrizionista molto esperto di chetogenica e di low carb, oppure dei digiuni intermittenti. Anche qui digiuni intermittenti. Anche qua ci saranno dei video, o probabilmente troverai già dei video nel mio canale sui digiuni intermittenti. Questa è la seconda parte che bisogna prendere in considerazione. La parte molto importante è quella dello stress. Lo stress, quello cattivo, perché c'è stress buono, stress cattivo. Lo stress cattivo è quello dato dalle nostre emozioni. Quindi una terapia che mira emozioni, una terapia che mira ai pensieri compulsivi, ai traumi del passato, queste sono terapie che ti danno un immenso beneficio in questo percorso di guarigione. Questo stress può essere ovviamente anche ricalibrato attraverso la respirazione, ok? Ci sono differenti tecniche che vanno a portarti giù questo stress, ma lo stress è normale, tutti abbiamo stress nella nostra vita quotidiana, dipende dalle nostre emozioni. Quanto riusciamo a non ascoltare quelle emozioni, e meno le ascoltiamo quelle emozioni negative, e più il nostro corpo inizia a ribilanciarsi. Questo è un percorso, come ti ho detto, molto altalenante. In Neurobalance mettiamo insieme queste soluzioni, tutto quello che abbiamo, un team di nutrizionisti, un team di psicoterapeuti, e io da fisioterapista mi occupo dell'attività fisica, della respirazione, della scrittura espressiva. Tutte queste devono essere messe insieme in un unico percorso. Chi ci metterà 2 mesi, 3 mesi per ritornare a stare bene o iniziare a stare bene, chi ci metterà 6 mesi, ma questo procedimento è stato studiato da diversi centinaia di pazienti, non solo italiani, anche esteri. Quello che la scienza ci dice adesso è che queste problematiche, quindi stress, emozioni, attraverso la terapia psicoterapeute, non semplicemente di parlare al terapista dicendo i nostri problemi, ma di ricablare come i nostri neuroni stanno lavorando, quindi è un'attività più di neuroplasticità del corpo. Quindi se andiamo a lavorare attraverso
terapie di rimodellamento del sistema nervoso centrale, allora lì andiamo ad avere beneficio su tutto. L'attività fisica scarica questo stress accumulato dentro il corpo. La maggior parte delle persone che soffrono di dolori di questo tipo sono donne che vanno a aver accumulato tanto stress represso all'interno del corpo, energia stagnante che ha bisogno di svuotarsi, ha bisogno di muoversi. E come la si fa muovere? Attraverso queste problematiche, queste soluzioni. Se hai bisogno di un consulto e capire se questo fa per te, guarda il link in descrizione, potresti trovare un modo, anzi troverai un modo per entrare al mio sito web e candidarti. Non abbiamo tanti posti disponibili perché prendiamo solo 5 pazienti, 5 persone al mese, abbiamo tante persone che ci chiedono un supporto personalizzato, non riusciamo a star dietro a tutti. Ecco che se la soluzione personalizzata non fa per te o semplicemente non sei idonea a questa soluzione, c'è sempre la soluzione di gruppo, dove 5 persone ogni 2 mesi in gruppo fanno queste terapie insieme, la facciamo insieme, ti guidiamo verso questa soluzione. È importante però che vai a vederti il mio sito web, dove vedi veramente come funziona la terapia dal primo step all'ultimo. Spero che ti abbia dato delle cose in più su cui riflettere, è una speranza, perché queste problematiche si possono guarire, perché se è un problema di metabolismo oggi capiamo che il nostro sistema nervoso è malleabile, si adatta, e andando quindi a toccare le radici dei problemi del dolore, che principalmente a mio avviso sono le emozioni represse, i traumi e lo stress, andando su una terapia mente-corpo riusciamo piano piano, gradualmente, a ritornare a vivere, a ritornare a fare le attività che non avevi fatto fino ad oggi, magari andare in montagna, farti un viaggio, andare semplicemente con degli amici a mangiarti una pizza fuori, qualsiasi cosa banale che però è importante per la nostra salute mentale e fisica. Di nuovo, guarda in descrizione, metti un mi piace a questo video, iscriviti al canale perché ogni settimana escono dei nuovi video e delle nuove meditazioni, dei nuovi esercizi, quindi iscriviti al canale per rimanere aggiornato qualora tu voglia fare questo percorso in modo autonomo. Grazie ancora, ci vediamo al prossimo video. Ciao!